E io prego a Dio che ce la faccio, e però bisogna superarlo aiutandoti a prendere delle cose che ti fanno bene. Ogni anno sarà peggio per i vecchietti. Qua si suda e fatica ad armati, per l'età che avevamo è pesante, sto caldo. Non c'è poi da dare numeri, però è difficile andare avanti. È già stata ribattezzata Heat Storm, tradotto tempesta di caldo, la nuova ondata di alte temperature in arrivo proprio in queste ore in Veneto. Fino alla metà almeno della prossima settimana ci sarà da boccheggiare. Tra domenica e mercoledì le massime potranno arrivare a 36 gradi in tutta la pianura marca compresa, con punte fino a 37-38 soprattutto tra Polesine e Veronese, oltre 40 i gradi percepiti. Le minime tra i 23 e i 25, quindi nessun refrigerio nelle ore notturne. Il caldo intenso si farà sentire anche in quota, lo zero termico a Ferragosto attorno ai 4.000 metri salirà a 5.000, un'anomalia termica per la stagione come evidenziato dall'ultimo bollettino ARPAV che parla espressamente di terza ondata di calore per quest'estate 2023 con 6-8 gradi sopra la media del periodo. A Cortina d'Ampezzo la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 30 gradi, sotto stress termico anche la Marmolada, in vetta valori massimi prossimi ai 15 gradi, una situazione molto delicata per lo stato di salute del ghiacciaio, dicono gli esperti. Il giorno della tragedia, nel luglio 2022, si toccarono i 12 a quota 3.343. I disagi maggiori per le fasce più fragili, ma anche per chi lavora. Lavoro in azienda che fa armamenti ferroviari. E quindi insomma il caldo si percepisce. Esatto. Dobbiamo bere sempre, bisogna idratarsi bene durante la giornata e cercare riparo quando le temperature si fanno veramente alte. Ho lavorato già 8 ore, adesso vado a un altro lavoro. Mamma mia, e col caldo è difficile. Sì, bevo l'acqua e basta. Va decisamente meglio per chi è in vacanza e si gode Treviso da Calmaggiore. Noi siamo qui in visita, siamo di Melbourne dove c'è inverno in questo momento, quindi ci fa molto piacere goderci questo caldo perché chi abita qui non lo apprezza come dovrebbe apprezzarlo. Io adoro il caldo, l'unica cosa che si può fare è andare al mare, almeno lì sta in acqua. E quindi lei dove va? A Jesolo, a Cortellazzo precisamente. Va bene così, no? Se va al mare. Very hot here in Italy. Very, very hot in Italy today. Where are you from? I'm from England. Do you like Treviso? My favourite place in the whole world. It's amazing.